Sta corsa a confronto riservato ai gentleman ritirati all'UDWF, Elton e Demetra JVS, Cenerentola Leo, Eragon Vest, Velesdaghi, Butterfly Horse, in seconda linea NDBL, Power Tuma, Lenoir Treb, Heraclion Font, Amore Stecca in terza, Zardei Baba, favori per Heraclion Font numero 10. Macchina che accelera, partiti in questo momento con Butterfly Horse che in breve fila in testa nei confronti di Cenerentola Leo, poi Enea DBL. Vantaggio in breve Butterfly Horse, mentre avanza in terza ruota in poche battute Heraclion Font. Heraclion Font in terza corsia cerca di sopravanzare posizioni avversarie per portarsi in breve sulla testa. Butterfly Horse al comando, all'esterno avanza il favorito Heraclion Font che chiede e ottiene strada dopo i primi numero 2 Cenerentola 100 Leo metri di gara. Intanto ha sbagliato Cenerentola Leo e così Heraclion Font su Butterfly Horse 645,4 con Heraclion Font in evidenza. All'esterno cerca di avanzare Power Tuma, seguito dal numero 12 Amore Stecca. Si accoda in terza posizione Power Tuma, davanti il favorito Heraclion Font. Si trascina sempre Butterfly Horse, Power Tuma. All'esterno rimane Amore Stecca, intanto se ne va un chilometro in un ordine dell'1:16,2 con il leader che tiene viva l'andatura a 500 dall'arrivo. In schiena c'è sempre Butterfly Horse, poi Power Tuma, cavalli ora a 400 dall'arrivo, con in vantaggio Heraclion Font, in seconda posizione Butterfly Horse, in terza Power Tuma, più indietro cerca di avanzare anche Zardei Baba, sposta intanto Butterfly Horse, all'interno l'infila Power Tuma, retta d'arrivo con Heraclion Font in vantaggio. Heraclion Font in testa nel finale, appare un po' in difficoltà, viene raggiunto, battuto nel finale da Power Tuma che vince sullo stesso Heraclion Font. Al terzo finisce Butterfly Horse, 1:16 il ragguaglio conclusivo, 36 a chiudere, vittoria a sorpresa per un cavallo che aveva sgambato comunque molto bene, Power Tuma, con Daniele Zanardi in sediolo, training di Sabina Breccia, per conto della signora Aquilina Jean Paul. Primo piano per Power Tuma e Daniele Zanardi.